Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora riprendiamo i mondiali impossibili, ricominciamo dal girone purtroppo, perché col Bangladesh ci siamo usciti dopo una grande prestazione nella prima partita soprattutto. Ecco, c'è in sovraimpressione anche l'Albo d'Oro che man mano aumenterà in base ai mondiali. Allora ragazzi, spieghiamo alcune cose. Allora, intanto un cumendiano pazzo mi ha scritto che sarebbe meglio fare i gironi, diciamo, non a casuali, ma in realtà perdi proprio la bellezza di questa serie, nel senso che è bello sia io avere una, cioè solo sia il Cume con una squadra di merda, però anche il resto deve essere a caso, così può vincere il mondiale, squadre impossibili, come proprio cioè, il titolo del video mondiali impossibili, come la Slovenia per esempio. Chiaramente una volta che finiranno le squadracce, aumenteranno le squadre a livello di abilità, quando passeremo a squadre un po' più forti, chiaramente metteremo superstar, ma già campione è impossibile. Bene, quindi mettiamo campione, 6 minuti, infortuni sì. Allora, ho scelto ragazzi, speriamo ci sia, ma penso che ci siano tutte. Boom, il San Marino. Boh, adesso facciamo casuale, non guardiamo niente, ci godiamo i gironi adesso, vediamo cosa abbiamo beccato. Non ci credo, i campioni del mondo in carica ragazzi, che culo. No, aspetta, abbiamo beccato i campioni del mondo in carica. Allora, gruppo A, Slovacchia, Malta, Malaysia e Paraguay. Incredibile. Girone B, Serbia, Israele, Bahrain, Ecuador. Girone questo è abbastanza curioso. Nel C, Slovenia, San Marino, Guinea e Giamaica. Diciamo... cioè, siamo comunque più scarsi di tutte quante, però... forse possiamo fare un po' meglio del Bangladesh. Poi abbiamo Grecia, Estonia, Egitto e Argentina che adesso è la super favorita di questo mondiale. Nell'E Inghilterra, Lituania, Senegal, Messico, anche l'Inghilterra è tra le favoritissime. Nella F Kosovo, Isole Faroe, che era un'altra squadra che ha preso dei voti, però il San Marino ne ha presi di più e comunque mi ispirava di più. Mali e Uruguay. Nel G, Finlandia, Cipro, Cina e Brasile, ragazzi, il Brasile anche questa è una candidata alla vittoria. E nell'H, Spagna, strafavorita anche lei, Azerbaijan, Palestina ed El Salvador. L'Italia ancora non c'è. Va bene, siamo contro i campioni in carica perché ha vinto la Slovenia mi sembra, la Slovenia poi cazzo vabbè, non mi ricordo più, Messico e là non mi ricordo, e Cile è terzo mi sembra, vabbè. Va bene, va bene, va bene, va bene, andiamo. Avanzamento, prossima partita. Sarà bella, sarà bellissima per il San Marino ragazzi. Ok, allora schema di gioco, vediamo un po'. Madonna, beh, giochiamo, abbiamo il centrocampo che è praticamente finito. Cerchiamo di tenere i giocatori più in forma, anche perché onestamente non sono un esperto dei campioncini del San Marino. L'attaccante in forma, resto il terzino, niente di che, al posto di Palazzi mettiamo Brolli. Ok, il portiere abbiamo un 62. È parecchio più... no, teniamo lui. Boh, perfetto, Slovenia, San Marino. Calcio d'inizio. Sarà difficile portare a casa i 3 punti, però proviamoci insomma. Cioè, col Bangladesh abbiamo fatto 2 gol al Cile, non vedo perché non possiamo far meglio con il San Marino. Che in realtà penso sia più scarsa, ma... vai! C'è tensione nell'aria. All'Ulker Stadium dei Fenerbahce. Sì, da di Istanbul, però va bene. Mamma mia, inizia un nuovo mondiale impossibile. Pretendo l'inno del San Marino. Guarda lì. Vai. Adesso abbiamo la squadra gioca un calcio molto difensivo vedendo il modulo, un 4-5-1. Ricordiamo che se andiamo agli ottavi è una partita da 7 minuti, quindi più lunga. Vai raga. No, subito errore veramente brutto. Mamma mia. Partenza shock.
Dopo 2 minuti di gioco subito, 6 minuti subito in vantaggio la Slovenia. Hanno trovato subito Mamma mia, il ragazzi. e adesso avranno più spazi. Ragazzi, il Bangladesh in confronto sembrava il Brasile. La Slovenia sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare. Che poi subito sempre quella più forte, poi andiamo che... Ilicic. Bravissimo. Benedettini. Josip Ilicic è andato subito al tiro. Rinaldi. Questa libertà però significa correre un rischio enorme. Ma no ragazzi, ma non sanno fare un passaggio qui. Ho paura che sarà un'altra disfatta. Occhio può andare. Occhio al tiro. Dopo 16 minuti siamo già 2-0. Mamma mia, raga. Agile e inarrestabile. Tempismo No, ma è facile. e conclusione vincente. Magnifico. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore Purtroppo non c'è passa. il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. In questo momento più che i mondiali impossibili sono mondiali inaccettabili, perché cominciare così, insomma, per carità la Slovenia ha dimostrato di essere forte. Sarei sorpreso se arrivassero altri colpi. Ilicic. My god. Goleada. Anche per la differenza reti, sta sconfitta ci sta già. Troppo tempo, cosa ne pensi? Josip Ilicic sapeva già dove Siamo stava. già molto a rischio. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con Minchia, grande non riesco a tenere palla più di 10 secondi, 3-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare. Mamma, ragazzi. Riceve in ottimo, ci prova. Beh, almeno hanno preso il gol, è già qualcosa, ha già fatto il nuovo record con Sabella, che San Marino insomma, ha sempre perso 90-0 le partite, quindi non devo rimanere sorpreso. E vabbè, ma dai. Sanzionato bene. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. Il richiamo Aia. dell'arbitro deve fargli capire che sta esercitando atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Vabbè, insomma, prima partita già andata purtroppo, niente, non faccio un passaggio. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Per il momento ragazzi una partita a senso abbastanza unico, faccio che fatica a commentare. Ilicic. Ma tirano da me, Ilicic ragazzi è il nuovo Diego Armando, Direttore di gara interrompe Anche. l'azione. Si ripartirà con Anche il calcio fallo, va da bene. Ocio, Kurtic. Può colpire. Conclusione. cioè è un tiro al bersaglio. Che cazzo fa il mio portiere? Primo tempo abbastanza disastroso per la compagine sammarinese. 45 minuti. Quella partita sembra avere già un padrone. C'è ancora molto da fare, Chissà quando riusciamo a cioè sono sincero, in questo momento pensare di passare il turno la vedo abbastanza impossibile come cosa, però. No, ma proprio pare che non mi danno un fallo e danno tutto a loro, ma. Cioè è impossibile tenere palla proprio. Ilicic. Cioè, è proprio impossibile. Josip Ilicic. Bravo, finalmente un'azione, qualcosa. Cerca un'azione veloce. Vitaioli. No, ma. Ottima persona su- Mamma mia, no, vabbè, poi. E trova bene. Ma veramente il Bangladesh è uno squadrone in confronto, Sicuri in fase di palleggio. Ilicic. Cross di Ilicic. D'altronde è una stella sta squadra. Tocco morbido. Vabbè, prima partita veramente ingiocabile assolutamente. Yasmin Kurtic. Non c'è nessunissima speranza di fare neanche un gol a mio parere. Non è lungo. Intenta la conclusione. Sembra una ripetizione, nessuna pietà per gli avversari.
scatenata la Slovenia. Ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Ma il Bahrain, un po' capitami il Bahrain, la Malesia, no. Cioè, comunque squadre molto più forti. Sarebbe bello che farò solo un gol. Dai! Incornata, niente. Palla riconquistata immediatamente. Può segnare da qui. Niente. Libera il momento giusto. Ma perché così? Mamma mia ragazzi, ma veramente non sanno fare un passaggio? Josip Ilicic. Jasmin Kurtic. Cerca l'uomo là davanti. Certo, anche per la differenza reti questa sconfitta peserà enormemente, mettendo caso che magari qualche punto lo portiamo a casa, ma la vedo molto dura Cerca perché il numero. non riesco proprio a toccare palla, Fe. Ecco Ilicic. E la toglie dalla porta. Il portiere ci ha che salvato il culo, potremmo essere 6-0 tranquillamente. La posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. L'allenatore decide che è il momento di Veramente una Slovenia sontuosa, complimenti. Molto stanco, meglio fare entrare un Per loro sarà dura vincere ancora il mondiale perché c'è Brasile, Argentina, Inghilterra, Spagna, quindi sono squadre molto superiori, però C'è il tiro. no! Matteo Sanz. La squadra è veramente in ginocchio, mamma mia. potrebbe non essere l'ultimo. Una Slovenia sontuosa. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È incredibile. Dai un gol! che sia Dai per un gol! Dai per un gol! Ecco che bel tiro. Dai, dobbiamo ripartire da questa azione nella prossima. San Marino veramente, veramente poca cosa. E trova il compagno. Contrasto molto preciso. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Fallo. Siamo al 94, ti prego fischia, no 6-0, no, dai ti prego. Vabbè, questa prima partita diciamo che ce la ricorderemo molto. Devono farsi forza adesso, provare a reagire. Devono cominciare a giocare. 12 tiri a 1 ragazzi. 12 tiri a 1. La Guinea batte la Giamaica. Quindi è già la prossima un dentro e fuori. Contro la Giamaica. Vabbè, diciamo a sto punto proviamo a giocare con i titolari, visto che hanno fatto schifo Vai. È già un dentro e fuori contro una squadra che comunque sicuramente avrà almeno 2-3, cioè 2 stelle, almeno sicuramente una stella in più minimo. Vediamo. Vediamo, adesso cerchiamo di giocare, che purtroppo non posso neanche dire, cerco di tenere palla e fare un'azioncina ogni tanto, ma è impossibile, cioè la perdi subito. La perdi subito, non c'è niente da La fare. squadra è rimasta sbigottita di fronte alla squadra Vai. Il risultato che l'allenatore ha attribuito al nervosismo. La Giamaica ritiene. Come sia, se vogliono rimanere in corsa, Ci sono tiri veloci, immagino. ogni altro risultato metterebbe in realtà a serio rischio la loro permanenza. Vai. Abbiamo anche la maglia figa, quindi Una prestazione superlativa, di togliersi di dosso paure e indecisione. ecco, cioè non è possibile che Nella sua storia centenaria, lo Shukru Saracoglu è andato incontro alla sua ultima grande ristrutturazione Vai. negli anni 2000. Vai Berardi. Ristrutturazione che lo ha reso il primo stadio turco. Ma no, Berardi, ma dai, ma che cos'è? Ma che... Eliminando la pista di atletica. Sono già alla prova del 9, in una gara che potrebbe riaccendere o spegnere quasi definitivamente le loro speranze di qualificazione. Vai. Un'altra sconfitta darebbe una spallata Bravi. decisiva alle loro ambizioni di passaggio del turno. L'espressione sui volti dei giocatori non promette nulla di buono. Devono scrollarsi di dosso. Comunque stiamo la giocando palla con una squadra che ha fatto anche i mondiali Oggi nella sua sono storia, tornati a quindi una prova di carattere. è chiaro che sono comunque anche, cioè, qualsiasi squadra è superiore al San Marino, no, ti prego, no, subito. Riceve la palla. C'è il tiro. Ma sul tuo palo, portiere, però dai. Questo, lo sai sfruttare quando
Vabbè. 1-0 Attenzione. Ma peccato. Sì, vabbè, però poteva tirarla un po' meglio. Dai, almeno un tiro l'abbiamo visto. A questo punto l'obiettivo è fare almeno un gol. lungo pallone in avanti. Occhio. Bravissimo. No, ma no di là. Elegante. La Giamaica sta tenendo alti in No, no, è impossibile tenerli, cioè non c'è verso. Non c'è verso di tenere i giocatori. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. si è inserito molto bene nello spazio. Ma raga, meno male che siamo tolti San Marino a sto punto, ringrazio chi ha scelto San Marino. Mamma mia. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. L'obiettivo è fare un gol adesso, perché ormai l'eliminazione è certa. Sarei sorpreso se arrivassero altri Però gol. se io ti dico di passarmela di là, non puoi passarla. Gioca con un pallone lungo. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Ok. Dai, bellissima questa azione, ti prego segna. Sì! Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi al 38esimo. Vitaioli. Vitaioli l'ha messa. Bellissima immagine. Troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira. Grandissima stazione. Dai, un gol abbiamo fatto. Non siamo proprio delle pippe. Solo un gol adesso a separare le due squadre. Primo gol nella storia dei mondiali per San Marino. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. No. No, però. Pescare il compagno col filtrante. Bel pallone. Cerchiamo di non prenderlo subito. Dai, cavolo, un buon 2-1. Nessuno qui. Sono contento, abbiamo segnato anche un bel gol, no? Come loro, sempre il gol del cavolo che sfrutta la nostra difesa imbarazzante. 2-1, doppietta di Orgil e Vitaioli per noi. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. Ultimo cambio, lo facciamo dopo. Dai, non è finita ragazzi, non è finita. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi No, e gettarsi però- avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Niente, adesso comincia da quel fraseggio così sono dolori, C'è la palla lunga in avanti. Dai che roba nostra, dai che non sei bassissimo, bravo, dai che è nostra, dai che è nostra, dai che roba nostra. Non si è potuto liberare. No, ma no, perché scivola? Stenta Madonna. un'azione rischiosa. Sembriamo il Milan, purtroppo. Ottimo, un bel filtrante, ma no. Il portiere la spedisce su. Prendila, ti prego, prendila. Ottimo, dai che stiamo giocando. Contrasto in scivolata. Chiaramente il fallo non me lo dà, giustamente ha preso palla, sarebbe stato ingiusto il fallo. Cerca l'uomo là davanti. La gioca a sinistra. Bravissimo Battistini, complimenti Bat, dai che è un buon secondo tempo. Almeno ci divertiamo. Vai Vitaioli. Sì, ma quanto lenti. No, vabbè, aspetta, Vitaioli sarà morto secondo me. Infatti. E mettiamo Nanni. Nonno Nanni, signori. La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo. Dai. Altro errore. Bruttissimo fallo, questo è veramente brutto. Yellow card. Stenta il cartellino giallo. Cartellino giallo per Tosi. Mancano 20 minuti. No! Sì, ma è che il problema è che oltre al fatto di essere lenti, fisicamente perdiamo qualsiasi contrasto. Tosi la riperde.
Ottimo, vai Bat. Vai Bat. Passaggio sulla destra. Qui può partire Bravissimo Nanni. Nanni! No, perché? Perché si è fermato? No, questa poteva essere l'occasione del pareggio. Rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Iniezione di energia proveniente da È entrato Francis for Coppola. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore Niente. fresco. Purtroppo non riesco a fare più di 2 passaggi giusti e nel calcio, insomma, sbagliare così tanti passaggi non ti porta certo a far buone cose. Peccato, abbiamo pagato un inizio disastroso, ma dopo ce la siamo giocata. Ma che non è ancora finita. Un'ultima azione, dammela, gioco. Dammela, calcio. Ottima difesa, doveva essere fermato. Sì, ma non puoi sbagliare qualsiasi passaggio, però. Aia, eccolo qua. Ci ha salvato 2 volte il portiere, incredibile, doppio miracolo mostruoso. Doppio miracolo mostruoso, che però probabilmente sarà un po' fine a se stesso. Portiere, roba tua. No, dopo fare sto errore. Mamma mia che squadra che abbiamo. Ok. Ultima possibilità, vediamo se... Niente. Fallo, nessun dubbio. Dai, proviamoci. Dai un cross, dai un cross, dai un cross, dai un cross. Ah, che schifo. Ah, cagare. Tutti sotto la goccia. Non dimenticheremo questo, lo spettacolo di questa gara, perché è stata Peccato, una bella peccato partita. perché un 2-1 che abbiamo sbagliato i primi 20 minuti. Poi ce la siamo giocata. Poi ce la siamo giocata. La Slovacchia... No, la Slovacchia. Ok, in realtà non siamo ancora fuori, ma la vedo alquanto impossibile con la mia differenza reti. Ah, Dio santo. Contro la Guinea adesso. Che miseria, abbiamo scelto una serie non facile, Vitaioli è morto, mettiamo Nanni. In difesa Cesarini. Ok. No. Vabbè. Ultima possibilità ragazzi, speriamo di fare almeno un punto. Mi piacerebbe, visto che col Bangladesh è 0 punti, mi dispiacerebbe chiudere a 0 anche con il San Marino. In realtà noi siamo ancora fuori, però ripeto, per passare devo fare 50 gol noi e straperdere la Giamaica, cose che insomma le vedo alquanto impossibili. Signore e signori, silenzio e attenzione. Seduti, si alza il sipario. Si alza il sipario, San Marino, Guinea. Dai, giochiamo per l'onore. Il loro essere è innegabile. In campo possiamo contare sulla presenza di talenti notevoli. Mularoni. Mularoni. Buon inizio della compagine sammarinese. Mette in mezzo il traversone. Ok. Scusate. Vai. Comunque la prima occasione per noi. Dai, sarebbe bello vincere, sarebbe storico vincere col San Marino. Lungo passaggio in avanti. Mostrano un buon No, controllo del gioco. no. Ottimo, vai Cesarini, bravissimo. A Dario. A Dario! Che questi corrono, no. Qua sono stati fortunati. Qua siamo stati molto fortunati. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Purtroppo la maledizione si è spezzata con quella sconfitta col Bangla, io lo so, perché quel 2-1 al 90esimo, poi 3-2
Ci ha distrutto, secondo me, ha distrutto qualsiasi squadra. Diawara. Occhio. Da lì può segnare. Bravo portiere. Salva la sua porta. Quanta fatica, ragazzi. 29-71 il possesso palla. Direi che è una partita equilibrata nel possesso palla. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Un cambio gioco che però non vede il San Marino protagonista. Guarda, mi accontento anche di un pareggio, anche uno 0-0 balordo. Voglio fare un punto. Ancora, oh ma cioè i nostri sono quelli celesti. Rimessa laterale. Diawara. È libero di creare pericolo. Roba nostra, roba nostra. Vai, distendiamoci. Come il Bangladesh dei record, niente. Ok. Occasione per il contropiede. Buono, finalmente un passaggio decente. Due decenti. E scatta Nanni. No, non Nanni però. Ha già fatto uno scatto troppo grosso, è già morto. Teniamo duro, teniamo duro. Direi a sorpresa vista la disparità di valori sulla carta. Ah, la disparità, quindi vuol dire che anche la Guinea è tipo 100 volte superiore, che bello. Il calcio non si gioca sulla carta, nel campo. E il campo fino a questo momento parla di due squadre in perfetto equilibrio. Occhio. Buon lancio. E prima o poi ce la faremo a fare una qualificazione, ragazzi, lo so. Provano a partire in velocità. Giocato. Dai, 0-0, va bene, un buon primo tempo, mi accontento. Teniamo così, la squadra a me è piaciuta, ha dettato i tempi. E devo anch'io riprendere la mano tanto su PES, quindi anche quello conta, però è chiaro che proprio per questo sono mondiali impossibili, proprio perché la difficoltà è veramente immensa. Roba nostra, roba nostra. Ah, entra Camano. Entra Camano e quando entra Camano sono dolori di solito. Rinvio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Nello spazio cerca l'idea. No, portiere, ti prego. Bravissimo. Ha messo forse troppa potenza. Ti prego, almeno il pareggio, dai, per riscrivere la storia. Non perdermela così, zio cane. Opportunità per il contropiede. No, non è mai fallo. Bravi, che intervento alla Paolo Maldini questo, eh. Duro ma corre. Nanni. Nanni comunque la stellina, oggi. La gioca in profondità. Bravo. No, madonna, che tiro di merda. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno. Vabbè, se era segno no, ma almeno insomma inquadrare un po' la porta. Non è che sbagliano. Teniamola per piacere, teniamola. Per il momento 0-0. No. Ti prego non sbagliarla, non sbagliarla. Va bene così, va bene così, va bene così, va bene così. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Fanno tanti cambi anche loro, dobbiamo farli anche noi. Di alterare la formazione. Saranno morti i nostri. Ma in realtà neanche troppo, perché sono anche in forma, vabbè. L'attaccante è morto, mettiamo Vitaioli, comunque il suo golletto l'ha fatto e va bene così. Occhio. No, guarda che bavoso, guarda il bavoso. Conclusione. Buttala via! Un grande portiere. Mamma mia che rischio però. Mamma mia che rischi.
Sulla Guinea attenta al tutto per tutto, giustamente. Bravo, gol, 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 gol. Niente da fare, appena accelerano è impossibile. Una conclusione assolutamente imparabile. Niente da fare. Ha guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Cambiano la storia della partita. Una volta più intervento scorretto. Niente da fare. Al direttore di gara. Raga, mi dispiace, dovete capire che questa serie, allora, il bello di questa serie è vedere squadre improponibili, ma ci vorrà un po' per vedere come andare avanti e far punti, ve lo dico. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Ti prego, ti prego! Decide di non rischiare. Oh, ma veramente però, cioè io qualche azione la sto anche cercando di imbastire, ma ragazzi, veramente sono una cosa inguardabile. Peccato, si sperava nel pareggio, almeno nell'ultimo. Prova a velocizzare il gioco con la Troppo dura, troppo difficile. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Keita alza la palla in profondità verso il compagno. Ora la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Devono buttarla in aria e sperare. Niente. Gioca a sinistra. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Arriva nella tre quarti avversaria. Palla al centro. Vabbè, il San Marino comunque saranno a rivederci, no, perché le spalle potrò riusarle anche. Perché mi dispiace, aver perso così. Ulteriore recupero. Ti prego non fischiare. Ti prego non fischiare. Ho ancora una cazzo di chance. Tira! Gol! All'ultimo lo pareggiamo! Punto storico per noi! Punto storico, Battistini ci regala il pareggio! Ed è comunque storia! È comunque storia! All'ultimo respiro! All'ultimo respiro! All'ultimo respiro! È comunque storia! È comunque storia! È comunque storia! Andiamo fuori a testa altissima! A testa altissima! Il primo punto nei mondiali impossibili! Mamma mia ragazzi! E usciamo con onore! Ultimi ma con onore! Mamma mia ragazzi! Sì! Very compliment! Andiamo a vedere chi saranno i nuovi campioni. Madonna ragazzi, ma alla Slovacchia, ma l'ha vinto Slovenia o Slovacchia l'altra volta, cazzo, era forse comunque, cioè ragazzi, in finale ancora una squadra insomma sulla carta non tra le favorite, il resto insomma abbastanza chiaro, quindi Argentina vince il mondiale, seconda la Slovacchia e terzo la Spagna, Brasile quarto, incredibile. Pazzesco, vediamo i capocannonieri, poi sceglieremo tutto nell'albo d'oro. Vince Giménez con 8 gol del Messico, complimenti veramente. E gli assist man vince Arthur del Brasile con 5. Raga, sotto il comandante veneziano sono stracontento, un punto con il San Marino vuol dire no tanto, di più a questo livello. Ciao!